Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Dovremo togliere ai chissiani i loro voti e farceli nostri. Così si è espresso davanti a una platea di almeno 30 militanti ad Annone Veneto il consigliere regionale della Lega Nord Daniele Stival. L'esponente del Carroccio, presente la presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto, vuole approfittare dunque della guerra intestina all'interno del PDL. E adesso sentiamo proprio Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia, che abbiamo avvicinato prima che iniziasse la serata, la cena padana ad Annone Veneto, il servizio. Cena leghista qui ad Annone Veneto, abbiamo incontrato anche Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia. Vi apprestate voi della Lega Nord a una nuova campagna elettorale all'insegna chiaramente della notizia del giorno, del momento. Luca Zaia, candidato a presidente della regione. Sì, credo che sia una delle pedine migliori che la Lega poteva mettere in gioco, non perché gli altri sono meno, ma perché credo che il lavoro che ha fatto Luca Zaia nel territorio, ma adesso anche come ministro, sia tale che ha dimostrato la concretezza della politica e quindi è riuscito a permettere alla gente di capire che la politica, se viene fatta seriamente, può effettivamente produrre dei risultati, e quindi in un settore che era in estrema difficoltà, che non aveva risposte, che non aveva regole, quale il settore dell'agricoltura, io credo che sia veramente riuscito a mettere dei punti fermi che gli hanno permesso di essere conosciuto non solo nella categoria stessa, ma proprio anche come modo di rapportarsi e di lavorare per il territorio e con il territorio. Presidente, come sono stati questi primi mesi in provincia di Venezia? Durissimi. Tanto lavoro. Sì, nel senso che dopo la grande soddisfazione di una conquista come questa, dove per la prima volta il centrodestra ha avuto questa opportunità, oggi comunque si fa i conti con una struttura che è fortemente radicata in una storia di un centrosinistra e non è facile lavorare. Quindi io mi auguro che questo periodo finisca, un periodo di strumentalizzazioni, un periodo dove bisogna solo pensare a difendersi e che quindi rischia di non produrre e di rallentare quelli che sono i risultati che noi vorremmo dare alla nostra gente e al nostro territorio. Dimissioni Graal, interviene sempre la Zaccariotto, una situazione ormai insostenibile. Abbiamo ereditato, dice la presidente della provincia, una gestione fallimentare. Il tentativo di risanamento è fallito, una struttura così costosa e nello stesso tempo improduttiva va ora azzerata. E adesso